Nonostante la crisi, c'è ancora chi ha voglia di mettersi in gioco. Nella strada che porta da Eraclea Paese a Eraclea Mare è stato aperto un nuovo locale che si chiama La Cucina di Michele. Un locale a conduzione familiare che offre carne e pesce di qualità. Ad inaugurare il locale i migliori 10 chef del Veneto che rappresenteranno la nostra regione nelle prossime gare internazionali di cucina. Vediamo il servizio. Siamo qui, non solo io, ma tutto il mio staff nominato dalla Regione Veneto come team regionale, e abbiamo partecipato a questo evento essendo Michele un nostro associato. Siamo felici di aver contribuito all'inaugurazione dell'ambiente, dell'albergo. Oggi ci sono presenti sullo staff che mi ha aiutato a questo evento le 10 persone che parteciperanno nell'annata 2014 al team regionale che si confronteranno con le regioni d'Italia. Oggi raggiungono un obiettivo che da tanti anni è stato sofferto e sono un po' emozionato riguardo l'evento che si è svolto. L'emozione ci sta e anzi è sinonimo di partecipazione, di grande amore per la professione e anche in questo caso, mi consenta di dirlo, di amicizia, perché al suo fianco ha un grande amico. Sì, il mio amico Graziano Mazzon, che lavoriamo da tanti anni insieme, collaboriamo in grandissima stima e fiducia di tutte e due. Michele, sarà un'azienda di tipo familiare perché vediamo che c'è anche la moglie qui vicino a lei. È un'azienda familiare che nasce da tanti anni di esperienza e gestione di altri locali. È una cucina di tradizione, un po' di innovazione, ma soprattutto della materia prima naturale, piuttosto sempre naturale. Che cosa troverà il cliente qui? Trova ospitalità, calore, familiarità e amicizia dai nostri accoglienza, la nostra famiglia. Sì, è una famiglia, non solo una persona che tra l'altro non è nativa delle nostre zone, quindi doppiamente vale, una persona che è qui da decenni, che ha aperto più attività e che adesso ha voluto un'attività costruita dalle fondamenta come lui la desiderava. Mi sembra riuscita molto bene, tra l'altro su una strada affacciata a una strada di alta percorrenza come quella che porta alle località balneari, e io gli auguro francamente tanta e tanta fortuna. Allora io mi permetto di dire veramente appuntamento presso la cucina di Michele sulla strada che porta a Eraclea Mare.